Beh, è nata con l'intento di passare una giornata in compagnia con tutti i nostri soci e anche tanti appassionati di queste colline straordinarie che sono le colline del patrimonio UNESCO, anche per dare un segnale che i nostri territori sono così straordinari, così belli, così curati grazie ai nostri viticoltori che con tanto lavoro, tanta passione e tanti sacrifici riescono a mantenere questi nostri ciglioni ancora accessibili e puliti e anche diciamo, mantenuti con grande lavoro, perché pensiamo che se non ci fossero i nostri agricoltori oggi questi territori sarebbero invasi da rovi e con rischio frane, perciò credo che sia assolutamente da premiare il lavoro che viene fatto appunto dai nostri viticoltori che hanno permesso oggi di far diventare questo territorio patrimonio UNESCO. Beh, 600 partecipanti è un numero che è andato ben al di là di quello che potevamo immaginare, perciò una grande partecipazione, anche un bellissimo clima di convivialità e di amicizia che ha permesso appunto a tanti che non conoscevano questi territori a visitare un posto straordinario con dei paesaggi e con degli scorci veramente unici che solo le colline e le Conigliano Valdobbiadene ne sanno fare e sanno dare. È sicuramente una bellissima iniziativa anche perché diventa convivialità e ci fa molto piacere che abbiano partecipato in così tanti, circa 600, per cui un plauso sicuramente a Coldiretti Treviso che ha avuto l'idea, un modo per avvicinare da un lato i cittadini a quelle che sono le bellezze del territorio, di questo paesaggio culturale oggi patrimonio dell'umanità, e dall'altro poi anche il fatto di assaggiare prodotti tipici locali che diventa chiaramente valorizzazione per il territorio. Sì, Coldiretti Treviso è uno dei soci dell'associazione e quindi li ringraziamo per questa iniziativa, perché è chiaro che se i nostri soci sono proattivi e coinvolgono la cittadinanza è un modo appunto per far conoscere le colline e per raccontarne anche le motivazioni per le quali sono diventate patrimonio dell'umanità e anche far sì che i cittadini si sentano sempre più appartenenti a questo patrimonio. È andata veramente oltre le nostre più rosee aspettative, è stata molto partecipata non soltanto dai nostri soci ma anche e soprattutto dalla società civile, istituzioni locali, e questo era un po' l'obiettivo, provare a raccontare che la sostenibilità si può fare anche lavorando all'interno dei campi e soprattutto tenendo appunto una grandissima attenzione rispetto a tutta la vicenda ecologica che insomma ci riguarda. Sì, certo, questa è una prima edizione, sicuramente la ripeteremo l'anno prossimo, magari variando il percorso e coinvolgendo altri comuni. Stiamo parlando comunque di un percorso che è di 50 km, quindi abbiamo senz'altro un'ampia scelta. In relazione invece ad altre iniziative continueremo con tutte le amministrazioni comunali che ce lo chiederanno a collaborare nella redazione dei loro piani, proprio per cercare di aiutarli a contemperare quelle che sono le esigenze del mondo produttivo con le esigenze della collettività.